Allora, riprendiamo un po' la questione, avevo interrotto Daniele Drogo, però è indifferente chi di voi due vuole affrontarla relativamente ai beni confiscati, anche prendendo spunto dai dati che sono stati raccolti in Veneto e Legalità, monitoraggio dei beni sottratti alla criminalità organizzata come strumento di contrattazione sociale, che è un manuale molto interessante e facile da sfogliare, che contiene che cosa? Questo l'abbiamo volutamente stampato sapendo che i dati contenuti sono dati ufficiali dell'Agenzia Nazionale dell'Antimafia, di conseguenza è vero, non sono dati che provengono chissà da quale parte, ma sono appunto l'elenco preciso della tipologia dei beni confiscati. E noi li abbiamo suddivisi per provincia, come lei vede, e li abbiamo individuati per comune, di modo che si sappia dove sono. Cioè quando parliamo di 400 beni, dal numero, sfogliando quel libretto che si trova presso tutte le nostre sedi, perché è in distribuzione, abbiamo consultabile via internet. Abbiamo infatti consultabile via internet. Consultabile via internet. www.confiscatibene.it o anche SPCGL www. Dallo sito della SPCGL Veneto, quindi è possibile anche accedere. Si può proprio avere E di conseguenza si ha la conoscenza di che cosa si parla e si ha anche uno strumento in più, secondo noi, nella contrattazione territoriale che noi svolgiamo come sindacato. Di modo che se c'è l'incontro con l'amministrazione comunale A, B o C, la nostra delegazione trattante ha il modo di interloquire con il sindaco dicendogli: scusa, guarda che qui nel tuo comune c'è questo bene, c'è questo appartamento, perché è vero, non sono molte le aziende nel Veneto, tanti sono invece per esempio le abitazioni, i villaggi, le case, i ristoranti, è vero, che fanno parte di questo enorme patrimonio. Ma infatti io vedo qua ad esempio Verona, Bussolengo, 24 appartamenti, sì, 24 siti, tra l'altro scritto siti via dell'Industria 32, residence Tal dei Tali, insomma è chiaro che la nostra delegazione è sollecitata a porre quelle domande, perché le amministrazioni comunali sono a conoscenza, perché una volta che avviene la confisca, è vero, la magistratura segnala all'amministrazione comunale: guarda che. Per cui quindi il comune non è che uno possa dire no, non c'è. Cioè anche quando sentivo prima, no, ha visto la logica del minimizzare. Mi sembrava di essere anni fa, quando nel Veneto si diceva no, la mafia qui da noi non c'è. E noi come forza sociale, noi come antimafia sociale, continuavamo a denunciare il fenomeno. Oggi si tenta, come al solito, di dire no, qui da me no, sì, forse dall'altra parte può darsi. Il punto vero qual è? Prendiamo conoscenza che un'attività illegale comunque si scaraventa contro un'attività legale. E se noi siamo per la legalità, dobbiamo essere impegnati per proteggere questa forma di lavoro. Ora, è evidente che mettere gli uni contro gli altri o fare come gli struzzi che mettono la testa sotto la sabbia non è assolutamente conveniente. Ma io chiedo per esempio, lei stava citando il discorso di Padova, qua apro la pagina 12-13, si parla di Padova, no? Quindi molto anche facile. E qua dice appartamento in condominio, sito in galleria, Cornel Piscopia 1, eccetera, confiscato in via definitiva nel 1984 dalla Procura di Padova, adesso leggerò anche il messaggio, a Gianfranco Favero mantenuto il patrimonio dello Stato. Cosa si fa di questo appartamento? Questo è il punto. Faccio l'esempio, che cosa c'è, vuoto? Questo è il punto, difatti adesso... Cioè 1984, quindi stiamo parlando di secoli fa. Ma è molto probabile che sia così. Quando vuoto. Per esempio noi le abbiamo denunciato che nei terreni al sud, dove noi andiamo a fare i campi per la legalità con i nostri pensionati e con i nostri studenti, è vero, noi denunciamo che prima che quei beni in agricoltura fossero assegnati a delle cooperative, assegnati a delle associazioni, trascorrevano anni a norum
Quello che sono andato io a Caserta, erano 12 anni che quel terreno, è vero, non si poteva lavorare. Plausibilmente qui abbiamo la stessa situazione, cioè abbiamo la situazione che un bene deve essere assegnato, perché questo è il punto. Però vede, la sottigliezza è questa. La legge Rognoni-Latore prevede l'assegnazione del bene. Questo concetto non va bene a tutti. Ci sono delle forze politiche che dicono, beh vabbè, però a un certo momento questo enorme patrimonio, se non si riesce a fare l'assegnazione, vendiamolo. Vendiamolo. Noi diciamo no, non perché non è previsto dalla legge, già questo è un punto, ma perché attraverso l'eventuale vendita c'è il rischio che il mafioso che ha avuto confiscato il bene attraverso di sé o attraverso la propria famiglia, e comunque teniamo conto mafioso che comunque dispongono di enormi risorse economiche, perché abbiamo visto anche altre volte che è vero, l'attività mafiosa nel nostro paese movimenta oltre 500 miliardi, è vero, di fatturato. Questo è il punto. Per cui quindi lei dice torni in possesso di questo bene, quindi si torna da capo. in possesso di questi beni. Ma la discussione è una discussione di grande attualità nel Parlamento, che si è appena concluso, prima di arrivare all'approvazione della legge settembre 2017. Noi avevamo questa grande discussione. Che cosa se ne fa? E l'Agenzia, è vero, delle Entrate ce lo pone sempre questo problema, e c'è chi dice vendiamoli, mettiamoli sul mercato. Quindi dice questo è un discorso pericoloso. Hanno un valore di oltre 30 miliardi per esempio queste operazioni qua, perché abbiamo stimato anche questo. Il punto però è esattamente quello di cercare di capirci, perché se noi ritorniamo a rimettere nel mercato il bene, diamo la possibilità al mafioso di riciclarsi. Questo poi dopo in buona sostanza è il problema. È chiaro allora che un'azione, diciamo così, di utilizzazione dei beni confiscati è un'azione a tutto campo, a tutto raggio, che deve vedere coinvolte, le dicevo, le associazioni del volontariato. Noi per esempio del sindacato, della CGIL, non possiamo essere fra gli assegnatari di questi beni, perché siamo un sindacato, ma le associazioni del volontariato possono essere degli assegnatari, di conseguenza l'Arci, di conseguenza Libera, noi diciamo di conseguenza l'Auser, l'Anteas, per quanto riguarda associazioni che magari vengono controllate, che sono serie, che possono essere assegnati, devono essere assegnati. Il movimento cooperativo al riguardo è molto impegnato, però secondo me, siccome parliamo di un'enorme ricchezza, anche le cooperative dovrebbero essere maggiormente impegnate. Ma le cooperative, hai detto che è un tasto difficile, perché le cooperative hanno i loro problemi e dentro ci sono loro, si sta scoprendo cose però non siamo di notte, di conseguenza non tutti i gatti sono neri. Allora, siamo arrivati verso il termine, per cui voglio rapidamente anche ricordare con Daniele Tronco alcune altre iniziative vostre, e quindi rapidissimi. Allora, noi abbiamo in questo periodo sostanzialmente, intanto su questo tema abbiamo a Verona, a Padova la manifestazione, visto il 21, invitiamo poi tutti a partecipare, poi sempre mercoledì 21 abbiamo a Verona un importante progetto di educazione della legalità presso la Sala Teatro Salus di Legnago, dove abbiamo la testimonianza fatta dai ragazzi che hanno partecipato ai nostri campi. Ovviamente siamo presenti con la nostra struttura, qua vediamo la locandina, e intervistiamo Angelo Corpo se c'è la locandina. Diciamo che poi abbiamo svariate, adesso qui sarebbe troppo lungo ripeterlo, non ce la facciamo, svariate iniziative, ma se andate sul nostro sito lì trovate tutte le date, le giornate, su tutti i territori riportate le varie iniziative che facciamo non solo il 21, anche i giorni successivi, giorni prima, quindi basta informarsi sul territorio, noi svolgiamo questa intensa attività. Ultimissima cosa, Trieste, fate un'iniziativa per le aree montane? Facciamo il 23 di questo mese, facciamo un'importante iniziativa proprio organizzata dallo SPI sul tema della zona montana, che adesso è un tema che non è, diciamo, sulla bocca di tutti, però ricordiamoci che abbiamo un problema di rapporto con l'Europa, con le aree, diciamo,
che noi pensiamo possano essere anche oggetto di sviluppo, e noi stiamo dentro in Veneto a questi progetti, e noi pensiamo come sindacato, come CGIL, di affrontare questo tema proprio per sviluppare. Poi volevo ricordare che dal prossimo 10 del mese di aprile inizia un percorso che ci porterà al Congresso nazionale. Dal 10 iniziano le assemblee delle nostre strutture. Questo è un momento importantissimo. Guardate che la nostra organizzazione, che in Veneto ha circa 200.000 iscritti, vuol fare di questo congresso un grande momento di partecipazione e di discussione. Quindi tutti sono invitati a partecipare a questo punto. E dobbiamo chiudere, grazie di essere stati qui con noi. Ricordiamo, fatevi controllare la pensione presso le sedi dello SPCGIL, sempre disponibili e aperti, basta andare con la carta d'identità, il resto viene fatto dai responsabili che sanno ben fare cosa devono fare. Grazie ancora e buon proseguimento, alla prossima. Grazie anche a voi.